Voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Raccolta fondi per l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. IBAN IT 75 A 02 00 80 51 40 00 04 00 00 52 40. Unicredit filiale via Ramazzini, conto corrente numero 40 00 05 240, intestato a Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Causale: donazione a favore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive. Emergenza coronavirus. Va ora donne. Buongiorno e benvenuta alla signora Mara Dal Zocchio. Buongiorno, grazie per il collegamento. Buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera, la radio che ti permette di dire la tua sempre con educazione, lo ricordo, senza filtri. E con me sempre ogni quarta domenica del mese alle 13:30 per parlare con voi di temi di attualità, di quello che è successo durante la settimana e anche di fatti politici ed economici. Una buona domenica la voglio rivolgere anche alla Presidente dell'Associazione Donne Più, Silvana, che è in ascolto in questo momento, e a tutte le Presidente attive sui vari territori. Oggi è un'altra domenica a casa, a causa del coronavirus, in attesa di un nuovo DPCM che dovrebbe autorizzare la ripresa agli spostamenti e al lavoro per non compromettere del tutto la nostra economia fiaccata ormai dalla chiusura forzata di quasi 2 mesi. Ma di questo magari ne parlo dopo. Ieri, 25 aprile, si è celebrato la liberazione dal nazifascismo, giornata che dovrebbe accomunarci tutti e non essere strumentalizzata e fatta propria da troppo tempo solo da una parte politica. Mai come ieri, infatti, questa giornata dovrebbe essere ricordata come la festa da un'altra liberazione, la liberazione da una guerra, tra virgolette ovviamente, causata da questo terribile virus. Voi come l'avete trascorsa la giornata di sabato? Avete cantato Bella Ciao? Siete rimasti chiusi in casa oppure siete andati anche voi, come hanno fatto tanti cittadini, a riversarvi nelle piazze e nei parchi per celebrare questa giornata? Se volete parlarmi di come trascorrete queste domeniche chiuse in casa, ma non solo, tutti i giorni chiusi in casa, e come avete trascorso questo sabato, chiamatemi allo 02 66 20 35 29. Lo ripeto per chi magari non avesse avuto lì vicino la carta e la penna. Se volete parlare con me, il numero da comporre è lo 02 66 20 35 29. Ecco, mi piacerebbe parlare con voi proprio di come avete trascorso il 25 aprile, perché in questo periodo in cui tutti dobbiamo osservare giustamente delle regole che sono state imposte per contenere il Covid-19 e ritornare poi alla normalità, il Ministero dell'Interno ha divulgato una circolare
nella quale si dice che si potranno in qualche modo ritenere consentite forme di celebrazione da parte delle associazioni dei partigiani e combattentistiche, sempre sì nel rispetto, però questa circolare è molto dubbia, dà adito a diverse interpretazioni e forse per questo, come abbiamo potuto vedere in filmati che sono stati girati a Bologna e a Roma, tanti cittadini si sono riversati appunto nei parchi per cantare Bella Ciao. Detto questo, vorrei ritornare un attimo invece sul problema coronavirus, perché effettivamente purtroppo questo virus ha causato tantissimi problemi ai cittadini, ma anche alla nostra economia. Si è creata una situazione drammatica che è iniziata con una grave crisi sanitaria, alla quale si è aggiunta un'altra grave crisi, quella economica, che sta mettendo in ginocchio gli operatori economici italiani, industriali, gli artigiani, i commercianti, esercenti, albergatori, ristoratori, insomma tutti, la piccola bottega devono fare i conti con queste chiusure forzate e purtroppo bisogna anche prendere atto, perché così è, che ci sono state delle lungaggini per quanto riguarda le indicazioni da seguire e anche per quanto riguarda l'allarme che non è stato lanciato al momento opportuno. E purtroppo questa lungaggine nel dichiarare lo stato di emergenza non solo sulla carta, ma proprio trasmettendolo con le regole da seguire fin da subito, ha portato in alcune regioni della nostra Italia a conseguenze veramente drammatiche. Drammatiche perché purtroppo sono decedute molte persone, e la maggior parte di queste persone anziane, persone che hanno costruito la nostra storia, persone che hanno costruito la nostra economia, persone che ci hanno dato la possibilità di vivere in pace e serenamente in tutti questi anni, persone che ci hanno dato il benessere, persone che ci hanno tramandato tante esperienze e che purtroppo abbiamo perso in un colpo solo. Vedremo come l'Italia riuscirà a ripartire. Lo chiedono le famiglie, lo chiedono gli operatori economici, lo chiedono i governatori che si trovano sul territorio più vicini ai cittadini e che sentono l'esigenza di ripartire. Forse questa sera, dico forse, avremo un altro DPCM e il Presidente del Consiglio Conte ci darà magari contezza di quello che avrà pensato in questo periodo. Certo è che mentre il governo sta disegnando un quadro del graduale ritorno alla normalità per fabbriche e negozi, c'è qualche governatore comunque che ha già fatto qualche passo avanti, come per esempio il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che con mercoledì ha previsto la riapertura dei mercati all'aperto, o come il governatore Luca Zaia del Veneto, che ha dato il via libera alla vendita di cibo takeaway. Mentre in Toscana da lunedì ripartono i lavori di manutenzione per le ditte tessili.
Anche in Trentino il nostro governatore con un'ordinanza ha previsto diverse aperture anche piccole, però utili per far rivivere un po' non solo le aziende ma anche i cittadini. Certo è che il calendario delle riaperture del governo è come un puzzle, no? Perché ogni giorno ci sono delle aperture, poi si torna indietro, poi si riapre, insomma siamo ancora un po' in balia delle supposizioni e delle fantasie. Speriamo invece che questa sera oppure domani sera il Presidente Conte ci dia delle indicazioni più precise. Intanto in Trentino, come vi ho già detto prima, il governatore Maurizio Fugatti ha firmato un'ordinanza proprio ieri sera e a partire da lunedì, quindi domani, i privati cittadini che hanno un orto o un terreno a uso agricolo potranno andare a curarle anche se si trova in un comune diverso da quello di residenza. Fino ad oggi invece era possibile solo se l'appezzamento di terreno si trovava nel proprio comune. Ovviamente con delle condizioni, no? Perché non ci si potrà andare più di uno alla volta e solo una volta al giorno, non è permesso andarci con moglie, figli o parenti al seguito. Inoltre è previsto anche che si potrà andare a comprare i fiori in questo momento in cui la natura sboccia. I giardini devono essere sistemati e quindi è stata data anche questa possibilità. Signora Dal Zocchio, mi sente? Sì, certo. Abbiamo 2 ascoltatrici in attesa. Allora, benissimo, allora facciamo subito entrare la telefonata delle 2 ascoltatrici. Prego, con chi parlo? Pronto? Sì, pronto, con chi parlo? Ciao signora, sono la Wanda Bortolan, parlo dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Sì. Dica tutto. Buongiorno a lei, buongiorno alle donne padane italiane. Allora cominciamo a dire, lei preferisce che parli, no, io della coronavirus, se vuole ne parlo dall'origine. I giornalisti, e sarò breve perché sono 2 le cose importanti che vi devo dire, i giornalisti che erano in Cina e che sviolinavano, ma parlo ancora l'anno scorso, nonché anche trovando i bravi giornalisti, ne hanno trovato anche 2 anni prima, hanno sviolinato di tutto e di più. I giornalisti che sono il corrispondente e un attimo dalla Cina e le notizie sono qua. Diciamo che i nostri governi, italiano per primo perché è fatto da una massa di eccetera eccetera, ma in Europa in generale l'hanno presa tutti sotto gamba. Io avevo delle protezioni molto prima che nascesse chiamiamola come la pandemia, perché è stata quando hanno detto che c'era che non doveva, i governanti dicevano che gli italiani non dovevano preoccuparsi perché avrebbe stato un'influenza un po' più forte, sono baciati, hanno fatto feste, hanno fatto quello che hanno fatto finché è stata contaminata tutta l'Italia. E questa contaminazione dobbiamo ringraziare dove è nata. E sono quelli che hanno spinto talmente tanto gli italiani, brava gente, molto ingenui, che la Cina sarebbe stato il nostro futuro, difatti sarà il nostro futuro. Per me no, perché sono troppo vecchia e per un certo momento, perché sto andando per gli 80, ma comunque quando anche i nostri amici stiamo parlando di determinate cose, ma va là, ma sei pessimista? No, io sono sempre realista. Sai cosa ho fatto durante il periodo che tutti quanti si sbattevano la testa? Come passerò le giornate, come passerò? Ho tornato fuori un libro che è uscito 20 anni fa ed è intitolato Il libro nero del comunismo.
va bene? Hanno detto peste e corna e hanno fatto bene parlare del fascismo e anche di quello che succedeva in Germania. Ma se qualcuno si trova sto libro e può leggerlo, adesso io ne ho commissionato una per una delle colleghe nostre che è in Parlamento come deputato, ci sono 800 pagine di comunismo. Allora dall'altra parte invece del Bella Ciao e nostre avrebbe dovuto portare sto libro, va bene, che è fatto da 6-7 importanti scrittori del mondo intero, non dell'Italia, perché di fatti era stato quella volta edito da Mondadori, e sai perché 800 pagine, bisogna conoscere il comunismo. E se vuoi ti dico subito che dalla prima guerra mondiale a oggi, alla guerra dove l'avevano contaminato, in tutti i paesi europei i comunisti erano sciolti come funghetti, facevano la loro propaganda. Quando c'è stato il fascismo, va bene, gli italiani vedevano forse, chissà, la novità dopo una guerra che c'era stata, che aveva distrutto il paese Italia, ma sono riusciti a farlo andare avanti fino a farne un'altra di guerra. Mi scusi se la disturbo, io non vorrei interromperla, però ho un'altra telefonata in arrivo. Allora lei ascolti magari la mia risposta. Mi ha fatto piacere che lei abbia chiamato, anche perché ho capito che lei ha 80 anni, quindi mamma mia, complimenti, ha una voce molto giovanile, ma sicuramente lei ha molta esperienza perché ha passato comunque la seconda guerra mondiale e quindi sa esattamente di cosa sta parlando. E le dico che le dittature sono tutte orribili, sia quelle comuniste che sia quelle fasciste, per cui non c'è spazio per un rigurgito nemmeno delle dittature comuniste, anche se qualcuna esiste ancora, ma dobbiamo cercare di contenerle. Grazie a Dio abbiamo combattuto e grazie a Dio oggi abbiamo la democrazia che deve essere difesa con le unghie e con i denti. Certo è che questa dittatura cinese ovviamente non ci ha dato dall'inizio le informazioni necessarie, utili per contenere ed evitare che questo virus potesse prendere piede anche nella nostra Italia. Dobbiamo anche aggiungere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pur avendo dichiarato uno stato di emergenza, e anche il nostro governo ha firmato lo stato di emergenza il 31 di gennaio, ha aspettato quasi 2 mesi prima di dichiarare la pandemia, e quindi un errore molto grave dal mio punto di vista è quello della sottovalutazione che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e di conseguenza anche il nostro governo. Chi ho in linea in questo momento? Ciao Mara, volevo rispondere alla tua richiesta. Ciao, grazie. La tua richiesta di dire e di raccontare come hanno trascorso la giornata di ieri 25 aprile le nostre donne a casa. A dirti il vero, io ti posso dire nel mio piccolo che mi sono alzata presto per mettere il vessillo della Repubblica Serenissima, quello con con il leone con l'aureola, per cui era San Marco ieri per noi, hai capito? Esattamente. Non solo Venezia, tutta la terra veneta sente la festa di San Marco, hai capito? Addirittura sui nostri deschi ci sono i risi e bisi, ci sono su tutte le tavole dei veneti, hai capito? Ecco perché la giornata era particolare per noi. Sì, 25 aprile, d'accordo, ne hanno parlato i telegiornali e abbiamo cercato di sentire quel che dicevano, però la nostra festa è quella di San Marco, del patrono nostro grande.
E io ieri ho sentito anche la diretta dalla Basilica di San Marco, anche se era in solitudine, del patriarca Francesco Moraglia, che ha fatto anche un'omelia molto interessante. Però ti dico, per noi veneti, cugini vostri, Certo, quasi fratelli, molto. diciamo che per noi la festa del 25 aprile è la festa di San Marco, nonostante tutti i telegiornali e penso anche altre persone ne parlino come, ti dirò, le generazioni ormai sono avanti, anch'io sono nata dopo la guerra, quindi quel che è stato, basta, direi non sorvolare, ma di non dare tutto questo alone. Ecco, per noi veneti e per la terra di San Marco, per noi è festeggiare San Marco, ma soprattutto in questo momento metterci sotto la sua protezione. Ecco che la famosa bandiera che ho messo fuori ieri sul terrazzo è la bandiera di San Marco e non quella con le fasce rosse e gialle, bensì proprio quella con il leone con l'aureola e con la sua zampa sopra il Vangelo. Ecco, questa era stata una cosa che mi ha indotto a chiamare e a chiamarti per fartelo sapere, perché per noi veneti è una grande, grande festa. Poi dirti un'altra cosa, ricordiamo che la liberazione è stata fatta dagli alleati, perché se fosse stato per quella gente che ha sacrificato la sua vita, d'accordo, ma non ce l'avrebbero fatta da soli a liberare l'Italia. Quindi quegli alleati che sono venuti e che si dovrebbero citare storicamente molto di più, anche se quegli alleati come Trevigiana, ti devo dire, sono stati quelli che purtroppo hanno bombardato la nostra città il 7 aprile. E quindi, sai, i trevigiani possono avere ancora un ricordo triste per quanto riguarda questi alleati. Dicono e dice la storia che forse si sono sbagliati, avrebbero voluto bombardare Tarvisio e hanno invece bombardato Treviso. Ecco, questo ci dice la storia. Ecco, io volevo soltanto intervenire per dirti come io ho iniziato la mia giornata ieri e poi si è svolta. Silvana, gentilissima, il tempo purtroppo è tiranno e la trasmissione sta per concludersi. Ti ringrazio per aver chiamato, anche perché come sai il Trentino comunque sente l'influenza nel Veneto, perché noi per anni comunque siamo stati governati dalle dogi veneti e con i quali avevamo instaurato un bellissimo rapporto economico per quanto riguarda la via della seta. E certo è che, come hai ricordato tu, insomma la storia dovrebbe essere anche un po' rivista, no? Perché questa non può essere il 25 aprile la giornata solo dei partigiani, ma dovrebbe essere la giornata della liberazione. Come tu hai ricordato, sono stati anche altri che ci hanno dato una mano a liberarci, che senza di loro noi non ce l'avremmo mai fatta, che dovrebbero essere ricordati, e poi dovrebbero anche essere ricordate tutto quello che è successo dopo. Purtroppo ci sono stati anche lì dei genocidi, anche a mano purtroppo dei partigiani, questo lo dobbiamo dire, e quindi insomma non dovrebbe essere caratterizzata solo per quello il 25 aprile, dovrebbe essere proprio caratterizzato da una libertà, da una dittatura sia fascista che comunista, in qualunque modo sempre di dittature stiamo parlando. Ecco, il mio tempo a disposizione è terminato, ci ascolteremo ancora il prossimo mese, vi ricordo sempre la quarta domenica del mese, per parlare con voi di argomenti che riguardano la nostra società, che riguardano le donne, che riguardano la politica. Un abbraccio grande da Mara Dal Zocchio, alla prossima.
Avete ascoltato Donne. Raccolta fondi per Regione Lombardia. Il tuo aiuto è